eccellente costa sud-occidentale della Sardegna. Siamo in compagnia di Michele Pinna, guida ambientale escursionistica IGAE e cicloturistica della regione Sardegna, che oggi ci accompagnerà in una bella escursione in questa. Allora Michele, dici un po', dacci un'anticipazione di quello che faremo oggi, ma prima mi raccomando, siccome oggi c'è molto vento e abbiamo trovato un angolino un po' riparato, sentite bene, ok? Allora, vai a controllare. Ok Michele, prego, dici pure, insomma. Allora, faremo un mix di trekking e tour in bicicletta lungo inizialmente la tappa numero 2 del Cammino di Santa Barbara, Nebida Masua, e poi ci dirigeremo verso le miniere di San Giovanni, dopo aver visto anche un po' di costa e di mare qui a Masua con Porto Flavia e le spiagge. Cammineremo lungo i percorsi dei nostri nonni degli ultimi 150 anni di storia mineraria. Grazie. E siamo molto felici, insomma, di parlare anche di questo argomento della storia mineraria della Sardegna. Diciamo che, visto che finora non l'abbiamo trattato per niente, ed è una pagina importante della nostra storia, anche con un ricchissimo patrimonio culturale di archeologia industriale. Ne parleremo nel corso della giornata. Speriamo che il vento ci grazi e ci permetta di fare l'escursione e di registrare i video senza problemi. Lo scoprirete stasera, quindi vi ricordo che come sempre noi nel pomeriggio già vi diamo qualche piccola anticipazione con le foto della giornata, e poi siamo online alle 21:30 con la puntata completa per dirvi come è andata. E siamo già arrivate alla quarta e ultima settimana. È passato, direi, molto velocemente, anche se, come sapete, insomma, come sa chi ci sta seguendo ogni giorno, è molto intenso come tour. Infatti vi ricorderete che venerdì abbiamo concluso la settimana alla Nusei, poi siamo scese giù a Solanas, siamo state nel weekend a Cagliari, e per cui stamattina siamo partite molto presto, alle 6:10 eravamo già stavamo caricando il furgone e siamo praticamente partite subito per essere qui a un orario consono. Quando siamo arrivati ci siamo un po' spaventate dal vento, ma per fortuna grazie a Michele abbiamo trovato un punto riparato. In questo momento ci troviamo nel belvedere di Nebida. Adri, mi dici che ore sono? Così 8:03. 8:03. Allora, visto che abbiamo tempo, chiederei a Michele di raccontarci qualcosa in più sui tuoi percorsi, le tue escursioni. Michele, cosa dicono gli ascoltatori? Qualcuno un po' a tratti, si sente un po' a tratti. Scusate, la linea c'è, ma è un po' instabile per il vento, quindi purtroppo non abbiamo potuto fare di meglio. Proviamo a alzare più che possiamo la voce, così speriamo ci sentano meglio. Allora, io mi occupo principalmente di questa zona del sud-ovest della Sardegna, principalmente propongo il Cammino di Santa Barbara, essendo stata la mia principale esperienza iniziale, di cui quindi diciamo sfrutto le conoscenze. E il mio ragionamento, soprattutto legato al Covid, è di proporre dei musei a cielo aperto, e oggi praticamente facciamo questa tappa del cammino che, essendo breve, permette di fare piccoli trekking, ma di vedere tante cose, tanti bei siti, subito la Marmora qui sotto, Porto Flavia, e tante cale da dove partivano le barche a vela per Carloforte, dove veniva caricato il minerale. Quindi principalmente mi baso su questo, e poi ultimamente sto proponendo in maniera più costante il cicloturismo, ovviamente con i locali, che però ancora hanno bisogno di conoscere appieno questo territorio, come un po' è successo quest'anno. Bene, poi insomma nel corso della puntata ne parleremo un pochino più approfonditamente del cicloturismo, anche perché in questa zona c'è comunque una rete di piste ciclabili interessanti, per cui Michele ce le illustrerà più tardi. Bene ragazzi, non so che ore sono, ma 8:05. 8:05. Oggi sembra che il tempo si sia un pochino fermato,
insomma vi ricordo sempre, mi raccomando, di commentare i video e di farci sapere cosa ne pensate, cosa vi ha colpito, cosa vi emoziona di più. E mi raccomando, come sempre, se avete domande fatele, che poi noi appena vediamo, appena riusciamo, insomma, rispondiamo a tutti i commenti, anche se Facebook qualche volta purtroppo non me li fa vedere tutti, quindi in tutti i modi cerco di leggerli tutti, ma perché è sfuggito, insomma, tra i meandri dei commenti, tutti i commenti non te li fa vedere tutti, e quindi ogni volta bisogna provare a vederli tutti. Allora, io vi ringrazio, ci seguiamo mattina, ringrazio come sempre tutte le persone che stanno sostenendo il progetto con le donazioni e con l'acquisto dei gadget sponsorizzati, perché ancora, diciamo, non abbiamo coperto tutte le spese anche dell'ultima settimana stiamo facendo e faremo in questi giorni, per cui speriamo alla fine del viaggio di tornare in pari, e comunque veramente grazie a tutti coloro che hanno contribuito. Ringraziamo anche il nostro sponsor Macocco, in questi giorni magari vi faremo vedere un po' meglio anche le magliette. Chiaramente, essendo in febbraio, non abbiamo avuto tanta possibilità, ora stava facendo un tempo bellissimo, ma oggi di nuovo brutto tempo. Diciamo che finora siamo state abbastanza fortunate col tempo, e quindi insomma, anche per farvi vedere un po' meglio queste magliette, che vi ricordiamo hanno il loghetto piccolino di Sardegna Sacra on the road, però poi hanno delle belle stampe sulla Sardegna, su varie tematiche, insomma, che riguardano l'archeologia o le tradizioni della Sardegna, quindi molto molto carine. Bene ragazzi, direi che per oggi mi fermo qua e vi aggiorniamo più tardi, e insomma speriamo bene per il vento che non ci porti via. A più tardi, ciao! Ciao a tutti!